Buonasera da Cavarzere, organizzato dall'assessorato alla cultura della città di Cavarzere, nel prestigioso teatro Tullio Serafin, un importante incontro sulla guerra in Ucraina. Un anno di guerra. Ospiti giornalisti Fausto Biloslavo, corrispondente di guerra per le principali testate italiane, tra cui Il Giornale, Il Foglio, Panorama e Il Corriere della Sera, e Francesco Semprini, giornalista del quotidiano La Stampa e vincitore a New York del primo premio per i media internazionali per le sue corrispondenze dall'Ucraina sotto attacco dalla Russia. Con loro il generale di brigata Francesco Ippoliti, nonché un collegamento da Milano con l'altrettanto celeberrimo giornalista Tony Capuzzo. L'argomento era sviluppi e prospettive di questa guerra che sembra destinata a prolungarsi all'infinito. E vi garantisco che non è facile essere sul campo e riuscire a mantenere da una parte un equilibrio, ma soprattutto riuscire a raccontare le cose come stanno, no? Nel Donbass, dopo lo faremo anche vedere, nel Donbass che è l'epicentro della battaglia adesso e dove tutto è iniziato 8 anni prima, insomma in realtà è iniziato a Maidan, poi la zampata russa sulla Crimea, poi il Donbass, però nel Donbass uno dei servizi che mi sta più a cuore è quando sono riuscito a entrare in una cittadina che dall'inizio in realtà sulla linea del fronte e dove i civili vivono tutti nella stessa maniera, cioè senza elettricità, con l'acqua che viene distribuita dalle autobotti, con viveri scarsi che non arrivano, senza gas, e ogni notte la passano negli scantinati, questi catacombe moderne trasformati in rifugio, anche perché l'artiglieria tira continuamente da una parte e dall'altra, e loro distinguono benissimo i colpi in partenza degli ucraini che comunque passano sulle loro teste e i colpi in arrivo dei russi, se sono vicini o se sono lontani, e il quartiere stile sovietico, più popolare, diciamo, no? Più semplice di questa cittadina, c'è un'unica strada, e questa strada sulla parte destra trovi le famiglie che ti dicono: noi aspettiamo i russi e non mandate armi all'Ucraina. Dall'altra parte della strada trovi le famiglie di civili che vivono nella stessa condizione, 4 passi più in là, però sono patrioti ucraini e ti dicono: no, non abbandonateci, continuate a mandarci le armi perché altrimenti arriva Putin. Ecco, questa è poi la realtà sul terreno che noi, cioè che è nostro dovere raccontare. Talvolta magari è facile raccontarlo nel solco del mainstream, no? Nel solco del pensiero unico, perché tutti i media si sono forse anche sotto certi aspetti giustamente, insomma, schierati. Andranno a raschiare il fondo di tutte le prigioni, andranno a prendere chiunque per farne carne da cannone per mandarla al fronte a combattere. Questo che cosa vuol dire? Che non c'è una prospettiva di sedersi a un tavolo negoziale, ma c'è solamente una prospettiva di continuare la guerra fino all'esaurimento forze. Ecco Bakhmut, la fortezza ucraina che ancora resiste sotto un massiccio attacco russo. Siamo al centro, ma è completamente... They keep it warm. Ci sono questi spettri così, si aggirano. Quindi Bakhmut è un incubo, ecco i civili, fra i pochi ancora rimasti. Allora, Italia, andiamo nel bunker con i russi a 200 metri oltre il fiume. Lì c'è la legna
per riscaldarsi, bottiglioni di plastica per l'acqua, e qua vive la gente. Questo è il sistema per caricare le batterie a mano, perché non c'è elettricità. Vieni, andiamo avanti. Siamo usciti dalla città quasi completamente assediata di